Sindaco, sulla Moncada Energy lei oggi tiene una conferenza stampa per chiarire alcuni punti, è una risposta a un documento pesante che la Moncada Energy ha fatto contro l'amministrazione comunale. Sembrerebbe che lei non voglia accettare quanto offerto dalla Moncada. Ecco, come stanno effettivamente le cose? Io ho organizzato questa conferenza stampa per chiarire un attimino le idee prima alla città e poi alla Moncada Energy. La Moncada Energy deve semplicemente rispettare una sentenza del 19 ottobre 2021 del Tribunale di Agrigento che gli impone di pagare i canoni dal 2013 ad oggi, perché è dal 2013 che non paga nessun canone a questo comune, e di restituire gli immobili. Tutto questo nasce da un contenzioso partito con l'amministrazione Firetto, concluso con l'amministrazione Carmina. Quindi mi sono limitato semplicemente a far rispettare una sentenza. In merito poi alle affermazioni di qualche nostro concittadino che ha detto che l'operazione Moncada era stata ed era una parentesi positiva per questa città, volevo sottolineare, e le carte, il contratto che possono visionare tutti lo prevede, che in quell'occasione la Moncada Energy si aggiudicò quell'area offrendo un prezzo del 65% in più rispetto a quanto stabilito dal Comune di Porto Empedocle, ben 97.000 euro in più. Bene, immediatamente dopo, nello stesso contratto del 2007, il Comune di Porto Empedocle, su richiesta della Moncada, gli concesse uno sconto di 77.000 euro per i 7 anni successivi, quindi un importo di circa 500.000 euro. Quindi le opere che Moncada ha realizzato, per il 99% le ha pagate la collettività empedoclina, non le ha pagate certo Moncada. Quell'area che nel 2007 doveva essere un'ipotesi di sviluppo industriale per questa città, un'ipotesi di riscatto per questa città, dal 2007 ad oggi, 15 anni dopo, in realtà è ancora un cimitero industriale. Quando la Moncada Energy viene intimata per la restituzione dei locali e per pagare canoni arretrati, disse inizialmente sì, per un motivo semplice. Perché la restituzione degli immobili, che non ha mai ristrutturato tranne quello dove allocava gli uffici, con la restituzione degli immobili avrebbe risparmiato 220.000 euro e corrisposto al Comune per altri 10 anni l'importo di 24.000 euro come diritto di superficie, una superficie di 68.000 metri quadrati. Ad oggi la Moncada Energy in tutte le sue proposte non ha mai avanzato l'ipotesi di un'idea di sviluppo industriale per il rilancio di quella città, ha solo questo atto nei confronti di tutte le amministrazioni, compresa quella Firetto e quella Carmina, e compresa la mia, solo la rimodulazione del canone di affitto. Questo era ed è e continua ad essere l'unico interesse della Moncada Energy su quell'area. Nessuna ipotesi di sviluppo, perché nell'ipotesi contraria, se avesse proposto un'ipotesi di rilancio di quell'area, nessuno avrebbe detto no. Io oggi sto facendo rispettare e portare avanti semplicemente una sentenza del 19 ottobre 2021, un mese prima che io mi insediassi come sindaco, una sentenza del Tribunale di Agrigento che condanna la Moncada Energy al pagamento dei canoni e alla restituzione dei locali. E quando la Moncada Energy afferma nella nota apparsa sulle testate giornalistiche di questi giorni che abbandona la città per colpa del sindaco, volevo sottolineare che la Moncada Energy ha già abbandonato da tempo la città di Porto Empedocle, che quel cimitero industriale come era prima si è fatto solo gli occhi, in realtà tutto è rimasto come era, immobile, nessun posto di lavoro è stato creato. Dei 92 posti previsti nel piano industriale del 2007 ad oggi, dopo 15 anni, nulla ha visto questa città e nonostante questo la Moncada Energy continua a sostenere di voler detenere un'area per tenere in ostaggio una città che non merita questo. Quindi finché sarò sindaco, finché resterò sindaco di questa città, farò una cosa semplice, quella di difendere gli interessi di questa città, in modo tale che quell'area ritorni alla città di Porto Empedocle, in modo tale che in quell'area dove vi sono, visto che rappresenta l'unica area che in questo momento, con tutte le vicissitudini che attraversano il mondo intero, è l'unica area appetibile agli investitori nazionali ed esteri, ma che oggi è sotto la spada di Damocle di una Moncada Energy che continua in modo ostinato a ritenere che ne sia proprietaria a tutti i costi, anche tenendola chiusa senza realizzare nulla.
Un brevissimo chiarimento sulla caserma dei Carabinieri, visto che loro l'hanno citata, la possiamo fare? Bene, anche sulla vicenda della caserma dei Carabinieri va fatta una precisazione. Quella caserma, che è un immobile che appartiene all'area ex Monte Edison, l'amministrazione comunale pro tempore, l'amministrazione di Firetto, l'aveva donata ai Carabinieri e chiesto alla Moncada Costruzioni di effettuare le opere necessarie per renderla abitabile. Bene, sappiate che il comune di Porto Empedocle forse è l'unico comune in Italia che concede in locazione immobili senza ottenere un canone d'affitto e che ad oggi, dalla data di consegna di quell'immobile ai Carabinieri, non c'è un contratto che disciplina l'occupazione di quell'immobile da parte dei Carabinieri, quindi da parte del Ministero degli Interni. Quindi dal 2007 ad oggi, situazione che chiaramente va regolarizzata, va sanata, perché nonostante occupino un immobile di proprietà comunale, nonostante non vi sia un contratto che disciplini il rapporto tra il Ministero degli Interni e il Comune ha speso l'anno scorso 50.000 euro nella caserma dei Carabinieri. Premesso e sottolineo, servizio che i Carabinieri svolgono in questo paese è da encomio, non è rivolto ai Carabinieri, è semplicemente rivolto ad una gestione semplice, allegra di chi mi ha preceduto e che oggi si erge a paladino e difesa di tutto quello che secondo lui e secondo qualche altro malato della sindrome di Procoste è stato fatto bene ed era necessario che Moncada continuasse a detenere quello che è l'unica possibilità di sviluppo di questo comune per non fare nulla.